Radio Libertà, ben trovati da parte di Giulio Cainarca. Qui abbiamo, per introdurci, un Aldi Meola che ci ha tenuto compagnia per tantissimi anni con Onda Libera. L'intento era quello di recuperare la vecchia sigla che però per fortuna si è persa, perché così non facciamo casino e non sembriamo coloro che rimpiangono il passato, che non è mai da rimpiangere perché non ce ne frega assolutamente nulla del passato, tutto è futuro. Sto dicendo cose che non hanno alcun senso, ma me ne compiaccio. In ogni caso, Aldi Meola ci ha tenuto compagnia per tanti anni con quella bellissima sigla di Onda Libera che rinasce per questo piccolo periodo estivo. Auto da Fè la lasciamo là, appartiene all'autunno, all'inverno dell'umanità, come ci insegnava il suo autore, Elia Scanetti, che anche in questo caso non c'entra assolutamente nulla con quello che volevo dire e perciò cade molto a proposito. Comunque, Auto da Fè resta lì e Aldi Meola però ce lo riprendiamo. Mediterranean Sundance, avete ascoltato, tutta roba che negli anni 70 o giù di lì andava forte, ma comunque non è niente male neanche oggi. Grande chitarrista con Paco de Lucia, John McLaughlin ha scritto pagine di chitarra molto interessanti. Intanto però, cos'è che volevo dire io? Che sì, facciamo una specie di Onda Libera vecchia, antica, ma per niente simile a quella vecchia, antica, perché non ha niente a che vedere. Passiamo un po' di tempo insieme tra il caffè delle 10:30 e il Campari delle 12, per così dire. Mi piace questa arguta metafora padana ma anche internazionale, tra il caffè delle 10:30 e il Campari delle 12. Intanto però io ho bisogno di essere reinstradato sulla via maestra che continua a smarrire, ogni volta che faccio un passo la smarrisco, faccio un passo e la smarrisco, faccio un passo e la smarrisco, ho bisogno del mio Virgilio o della mosca cocchiera, se lui preferisce, decide lui se essere mosca cocchiera o Virgilio. Sto parlando naturalmente di colui che avete appena ascoltato finora, cioè Antonino Danna, che ho il piacere di rincontrare qui nei meravigliosi studi di Radio Libertà, dove non c'è il WhatsApp in questi giorni per un motivo che non sto a dire perché sarebbe ignobile raccontarlo, ma comunque è così. Fate conto che se mandate i WhatsApp non li legge nessuno perché non funzionano in questi giorni. Domani magari l'abbiamo già risolta, non c'è problema perché siamo dei fulmini di guerra. Intanto do il benvenuto giustamente, è un avverbio che cade molto a sproposito, ma comunque ad Antonino Danna. Antonino, ti ho rincoglionito abbastanza in questi 2 minuti di introduzione o no? Decidi tu se vuoi farmi un po' da mosca cocchiera o da Virgilio, perché io devo riorientarmi tra le cose del mondo. E chi meglio di chi ha appena fatto la rassegna stampa? Intanto Io buongiorno. farò da Monsignore più che altro. Hai tirato fuori il terzo dal mazzo. Ehi, Né l'uno né l'altro. c'è anche qui il perito Passa 15, Giulio, insieme col maestro Puzzello. Non manca nessuno allora. Qui Però in parrocchia ci siamo tutti, io manchi ringrazio solo tu. Don Aspreno che non morirà mai, è uno di quei personaggi che non muoiono Lui, mai. Dico bene? sicuramente. Dico bene? Eh? Ecco, no, proprio sinteticamente, io rubo 2 minuti, no, Allora, non voglio esagerare perché altrimenti tu hai già fatto tanto, quindi stamattina devi andarti tu a fare un caffè prima del Campari, presumo. no, me lo sono già fatti il caffè, quindi non c'è problema. Allora, No, intanto tu mi bentornato. grazie. Ho bisogno però, come ti dicevo, di una piccola guida qua, perché io non Sì. so più cosa è successo nel mondo, visto che ho Allora, ti faccio un riassunto molto breve. È morto Pippo Baudo, ah, tanto per cominciare. ah, Poi, diciamo che dal 6 di agosto fino ad ora, c'è pure Frida, dal 6 di agosto fino ad ora il mondo si è trovato davanti a un ennesimo discorso da parte di Trump che sta cercando in tutti i modi di ottenere il premio Nobel per la pace. Giorno di Ferragosto c'è stato questo incontro in Alaska con Putin, in cui Putin è stato pienamente riabilitato all'occhio del mondo, addirittura caricato a bordo di The Beast, la famosa limousine del presidente. Io l'ho visto in diretta sulla Fox con Putin che rideva e salutava mh. la folla dal finestrino della macchina. Dopodiché, dopo 3 ore e passa di riunione, i due sono usciti davanti ai giornalisti, non hanno detto assolutamente niente e se ne sono andati. Dopodiché oggi ci sarà questo incontro in serata tra Mh. Zelensky e Trump e poi i leader europei e Trump per vedere di riuscire a organizzare questo trilaterale entro venerdì 22 di agosto che dovrebbe portare alla pace in Ucraina
con la cessione della Crimea, che viene riconosciuta come penisola a tutti gli effetti russa dal 2014, probabilmente qualcosa del Donbass. Putin ha anche chiesto che il russo torni a essere lingua ufficiale in Ucraina, e per finire, oltre a questo, ci andiamo a infilare in un bel trattato che non sarà la NATO, ma sarà un trattato di sicurezza, mutua assistenza, garanzia, come lo vuoi chiamare, in cui Stati Uniti, Europa, Italia, Inghilterra e compagnia bella forniranno in caso di necessità la difesa all'Ucraina sulla falsariga dell'articolo 5 della NATO. Non entra nella NATO, però è in una specie di pseudo NATO o comunque gruppo di Quindi volenterosi. questa roba qua Putin se la deve inghiottire, diciamo. Putin ha detto che è favorevole lui a questa cosa, basta che l'Ucraina non entra nella NATO. Per cui gli va bene anche così. Chi ha Detto vinto? ciò, Allora, tu che sei un esperto di questioni internazionali, chi ha vinto qua? ha vinto Putin, c'è poco da dire. Vabbè. Ha vinto Putin perché comunque le conquiste territoriali sono state fatte. Sono state fatte con un esercito che francamente è un esercito che combatte ancora con le logiche di Zhukov, con le logiche dell'epoca di Stalin. Cioè, questi ragionano che fanno il rullo compressore, spianano tutto e finisce lì. Ma non è il modo in cui si conduce una guerra moderna. Però resta il fatto che i russi hanno avanzato, territorio ne hanno preso, gli ucraini hanno combattuto eroicamente, va detto anche questo, hanno cercato di difendersi il più possibile, hanno tentato l'anno scorso una operazione di riconquista che ha portato alcuni vantaggi, dopodiché adesso è giunto il momento di trattare, e soprattutto ora quello che importa è che cosa viene dopo. Cioè devono essere delle garanzie di sicurezza tali da non invogliare la Russia a riprendere un attacco contro l'Ucraina fra un anno, fra 2, fra 5. Io già ieri leggevo Carlo Calenda su Instagram che churchilleggiava e diceva: ah sì, oggi avremo il disonore, dentro un anno avremo la guerra con la Russia. Calenda forse crede di essere Churchill, ma io credo che se ci saranno le garanzie prestate dalle forze europee principali, più l'America col suo ombrello atomico, la Russia dovrebbe darsi finalmente una Allora, calmata. Antonino, io ti rubo ancora 2 minuti, ma proprio Dimmi. 2, non voglio esagerare, però c'è una chiamata e siccome in questo periodo tutto è lecito, è possibile, ammissibile, Sì. anzi lo dico subito, in onda libera, come si chiama questa trasmissione di questo periodo qua, 10:30 12, come una volta, era l'orario tipico, comunque in onda libera ognuno può intervenire quando gli pare, quindi 02 92 94 7222. Qualcuno c'è già, quindi lo sentiamo, poi ti devo chiedere un'altra cosa, poi ci salutiamo, perché io non voglio Vabbè, abusare della tua pazienza. domanda ciò che vuoi. Allora, pronto? Pronto? Chi è là? Sì, buongiorno, sono Giovanni da Roma. Prego. Buongiorno a Giulio e buongiorno a Antonino. Buongiorno. Una considerazione su questa guerra russo-ucraina. Io mi domandavo, ma come guerra, diciamo che rimane un po' tipica, perché secondo me rientra più nella casistica di una guerra civile, nel senso che è vero che l'Ucraina è un paese, diciamo che nell'ultima parte degli anni 40, insomma, nella prima parte degli anni 40, addirittura si era schierata con Hitler, ma diciamo tra virgolette forse giustamente perché Stalin la affamava, diciamo, con dei parzelli abbastanza onerosi. Però voglio dire, noi la vediamo da un punto di vista di un paese che invade un altro e tecnicamente è così. Però i cittadini dei due paesi, secondo me, la vivono in un modo diverso, perché è vero che c'è dell'odio profondo fra questi due popoli, però prima, diciamo che nell'epoca zarista, questi erano paesi che vivevano sotto la grande Russia e parlavano tutti la stessa lingua, addirittura anche la Polonia c'era, se non sbaglio, poi la Polonia ovviamente. Quindi se Putin ragiona con quel criterio, diciamo abbastanza anacronistico, noi dobbiamo mettere anche in campo che questo ce l'abbiamo qui nel 2025, ragiona in questo modo. Allora la questione è, dobbiamo affrontarlo come nel 45 facendo una guerra mondiale, o dobbiamo cercare di ragionare e vedere
dove sono i punti dell'uno e i punti dell'altro. Ecco, grazie Giovanni. Non ci dimentichiamo mai che Zelensky è stato un po' spalleggiato da qualcuno a fare quello che ha fatto, e Putin ha preso una decisione assolutamente sbagliata nell'invadere un altro paese. Quindi se non capiamo che forse questa è una guerra civile e quindi c'è un odio particolare, io non so se se ne venga fuori così facilmente. Buongiorno. Va bene, grazie Giovanni. Io sono d'accordo sul fatto che la guerra civile non debba trasformarsi in guerra mondiale, perché fondamentalmente lo è non dico guerra civile, forse è impropria questa definizione, però un conflitto locale che è stato però fomentato in varia maniera anche dai paesi occidentali, dalla NATO, da altri interessi, perché questo è fuori di dubbio, no? Si è presa la difesa dell'Ucraina per altri motivi rispetto alla questione puramente bellica, territoriale e via dicendo, a mio giudizio. L'importante è che rimanga confinata lì, perché insomma non mi pare il caso di inventarci una bella guerra, anche se sento spirare venti che mi piacciono poco, perché e riarma di qui e riarma di là e prepariamoci. E l'altro giorno mi pare uno ragionava di corridoi strategici e quell'altro che dice che la guerra è poi il pericolo. Insomma, se mi ricordo gli ultimi 5 anni dove ci sono state le emergenze varie gestite con lo stato d'emergenza, cosa c'è di più bello che la guerra per fare uno stato di emergenza e gestire di nuovo emergenze varie? Anzi, emergenze belliche. Non mi pare il caso, francamente. Ma comunque questa è un'opinione mia molto da bar, diciamo, tra il Campari e il caffè, giusto appunto. Non chiedo il tuo parere su questo, Antonino, perché sennò facciamo mezzogiorno. E però ti chiedo invece, Trump, ok, la scena internazionale, per quanto riguarda invece la nostra bella, meravigliosa Italia, oltre a Pippo Baudo, c'è qualcosa di interessante in questi giorni? Giusto per riprendere il contatto con la realtà. La politica, a parte il ponte, tu sei di Reggio Calabria, sì. Me devi dire cosa pensi del ponte sullo stretto, no? Allora, io pur essendo di Vibo Valencia sono sì ponte a manetta, ecco, scusami, perché voglio dire, io ho attraversato lo stretto di Messina per motivi familiari in ogni modo. L'ho attraversato a bordo di un treno, l'ho attraversato con la macchina sul traghetto, l'ho attraversato a piedi salendo su un traghetto, salendo sulla nave veloce. Ho persino dato il nome a un traghetto, perché io nella mia porca vita ho fatto parte del comitato civico che ha chiesto e ottenuto dalle ferrovie che l'attuale traghetto Messina si chiamasse così. Quindi se qualcuno di voi arriva a Villa San Giovanni e prende il Messina, sappiate che quella nave è figlioccia a me. Ma io sì, sono favorevole al ponte e anche alla svelta, aggiungerei, perché non è possibile, non è concepibile nel 2025 traghettare come nel 1899, è assolutamente senza senso. Ecco, per quanto riguarda la politica italiana, dicevo, oltre a Pippo Baudo, sì. Cos'è successo? Ma niente, la politica italiana, diciamo così, è stato un periodo abbastanza tranquillo, devo dire, niente di pesante, niente di trascendentale più che altro. C'è Tajani che si agita un pochettino, ma niente di che. Poi per il resto la Lega continua le sue battaglie per quanto riguarda le questioni fiscali, soprattutto per quanto riguarda questa benedetta rottamazione quinquies. Insomma, diciamo che anche per fase agostana, e la fase agostana generalmente tende a smorzare. La notizia, diciamo così, che più ha tenuto banco è stata la polemica, io credo anche abbastanza assurda, sugli stabilimenti balneari, se sono pieni, se sono vuoti, se la gente incassa oppure no, e così via. Ora lo chiedo a te, tu sei stato in uno stabilimento balneare, mi posso fare un po' i fatti tuoi? Sì, no, crisi profonda, nera, gente poca, è andata così, ma un po' secondo me se lo meritano un po' tutti, dai, diciamola così. Se lo meritano un po' tutti. Ma non lo so perché rincara, fai il furbo, meno servizi, non innovi, mediamente parlando. Chi infatti magari ha fatto questo se l'è cavata meglio. Per me, ciascuno deve prendersi un po' delle proprie responsabilità. E poi forse, non lo so, forse è anche arrivato il tempo di modalità diverse, di invenzioni diverse, cioè non c'è più lo stabilimento balneare di una volta, no? Forse. O meglio, ci sarebbe se avesse servizi di un adeguato livello e prezzi giusti. Non sempre è così e quindi
Secondo me ci sta. Comunque, per farla corta, a livello di fatto, pochissima gente in circolazione sugli stabilimenti balneari di questa meravigliosa Italia. Ecco, Ad ogni tanto modo, per gradire. Antonino, io ti ringrazio. Così mi hai reinstradato dentro le cose del mondo, dell'Italia, della rassegna Ma stampa, certo. delle notizie. Donna Spreno, io la ringrazio veramente di gran cuore e la lascio al suo meritatissimo bis del caffè. Va bene, Grazie, ascolta, Antonino. stasera ci vediamo tutti al Samaritano, cotolette e patatine fritte. Certamente. Intanto, grazie Antonino Danna, buona giornata a te, scusami per questa improvvisata. Vai tranquillo, un abbraccio e bentornato. Intanto sentiamo anche un'altra telefonata, perché c'è un ascoltatore che incredibilmente ha composto il numero 02 92 94 7222. Credetemi, per me è sempre una meraviglia. Io dico, ma come cavolo fa uno a chiamare allo 02 92 94 7222? Eppure succede. Pronto? Pronto? Buongiorno. Buongiorno, sono in linea. Lei è itinerante, presumo. Grazie, sì, sono in macchina. Senta, io, direttore, intanto le dico benvenuto, è ritornato da di noi. Volevo chiederle una cosa. Sì. Secondo lei andare in spiaggia è un diritto? Ma guardi, io ho sentito È questa... un diritto, ho sentito è questa... un diritto l'ombrellone con i lettini. Guardi, mi pare, caro amico, di aver sentito questa fesseria in televisione proclamata da una tizia che non ricordo come si chiamasse. È un diritto, la vacanza è un diritto, la spiaggia è un diritto. Per me è un diritto essere... Cioè, fra un po' sarà un diritto lo yacht, sarà un diritto, che cosa ancora? Un diritto il lusso, come dice la moglie di Sumaoro. Esatto. Cioè questa gente andrebbe un momentino ridimensionata e messa a posto, perché mi sembra che qui si stia un po'. Allora, di vacanze quest'anno ce ne sono state a sufficienza, settimane bianche, Sì. ponti al mese di maggio, settimane verdi, settimane rosse, settimane blu, scioperi. Voglio dire, la gente non è che passerà la vita andando in vacanza, anche se a onore del vero io ho 81 anni, sento solo parlare di tempo libero e di vacanze, il lavoro è diventato un obbligo. È la bella Italia, caro ascoltatore, è la bella Italia del 2025. I diritti, la vacanza. Che stiamo dando ai nostri. Vabbè. Grazie a lei. Buon viaggio, grazie a lei. Naturalmente rimane il telefono aperto per tutti quelli che vogliono intervenire in onda libera, 10:30-12 in questa fascia, diciamo così, mezzagostana e fino a fine agosto, grosso modo più o meno, poi si vedrà, tutto è in itinere. Nel frattempo a mente, vi ricordo il numero se volete intervenire su qualsiasi cosa, cioè cose che vi passano per la testa, stati d'animo, sensazioni, cosa state facendo, di cosa vi importa, di cosa non vi importa, chi amate, chi odiate, cosa amate, cosa odiate, di tutto e di più, di meno e sempre di meno, 02 92 94 7222. Intanto io vi propongo, presumo che vi piacerà, perché questo qui è uno veramente in gamba, anzi in mani, a due mani d'oro. Si chiama Hayato Sumino, è nato il 14 luglio del 1995, è un pianista ma anche compositore giapponese di grandissimo talento ed è anche eccentrico nel senso bello e sano della parola, noto per le sue esecuzioni di musiche, in particolare di Chopin. Nato a Tokyo appunto nel 95, ha iniziato a suonare il pianoforte all'età di 3 anni, dopodiché ha studiato scienze e ingegneria all'Università di Tokyo. Si è laureato nel marzo del 2020 con grandi encomi. Ha studiato tecnologia di elaborazione delle informazioni musicali e intelligenza artificiale in Francia, quindi formazione ultra scientifica. Nell'agosto del 2018 ha vinto il Gran Premio al 42esimo concorso pianistico giapponese PTNA. Nel luglio 19 il terzo premio al concorso pianistico internazionale di Lione. Ve la faccio corta, durante esibizioni dal vivo ha attirato anche 45.000 spettatori online. Su YouTube è presente col nome di Catein, K-T-In, ve lo spello, C-A-T-E-E-N, lui si chiama comunque Hayato con la H e la I lunga, Hayato Sumino.
lo potete cercare su YouTube e ve lo potete godere. Sentiremo qualcosa dopo, intanto, anzi sentiremo adesso, scusate che non ci arrivo a leggerlo, In Paradisum di Gabriel Fauré, no Frank, che cazzo c'entra Frank? Gabriel Fauré. Lo ascoltiamo tra pochissimo perché mi pare che ci sia anche una telefonata in attesa, per cui prima la telefonata, dopodiché il brano di Fauré, interpretato In Paradisum, interpretato da Hayato Sumino, il pianista che scopriremo insieme, vita natural permettendo. Pronto? Carissimo Cainarca, Mi dica, io lei ha esordito, mi faccia dire signora... Io sono Luisa Di Varese e sono una fedelissima della vostra radio, però mi manca il Cainarca. Ciumbia. Perché quando torna guardi che sono ancora vivente, quella bella trasmissione al mattino, lei è insostituibile, così bello sentire tutte le belle notizie dei giornali, una cosa o l'altra, perché non torna a fare la cosa al mattino? Ma lei sa come diceva quel filosofo, nostalgia canaglia che ti prende e non ti lascia più. No, non sono solo io, anche tutte le mie amiche la rimpiangono, perché lei è insostituibile. Sono bravi anche gli altri, per l'amor di Dio non posso dire niente, però mi manca. Guardi, io la prendo come un atto d'amore, mi inorgoglisco per 10 minuti e finisce lì. Grazie signora, grazie Luisa. Grazie davvero Luisa. Chiaramente io non l'ho mai conosciuto Luisa in vita mia e non ci siamo neanche messi d'accordo, perché c'è molta gente che la pensa così, attenzione, c'è molta gente intelligente che la pensa così. Comunque torniamo ad Hayato Sumino e ad ascoltiamo allora In Paradiso, che bel titolo meraviglioso, del grande, meraviglioso, stupendo, ineguagliabile Gabriel Fauré. Ci siete riusciti a riaddormentarvi o no? L'abbiamo scelta apposta, questa qui, per farvi ritornare nel mondo dei sogni, ma dopo andiamo con Chopin, di cui Hayato Sumino è meraviglioso interprete, l'eroica, roba da svegliare anche i dormienti. Comunque, diamo un'occhiatina così alle notizie, tenendo sempre i telefoni aperti, perché chi vuole intervenire può farlo, 02 92 94 72
22 se desiderate intervenire. Intanto mandiamo in schermo anche quello che stiamo guardando, giusto appunto come in questo momento c'è il faccione di Trump in apertura sull'agenzia ANSA.it, peraltro. Zelensky può mettere subito fine alla guerra rinunciando alla Crimea ma anche alla NATO. Così la mette l'agenzia ANSA. Andiamo a vedere un po' meglio la notizia. Zelensky è a Washington, anche la Meloni. Trump riceverà oggi alla Casa Bianca il presidente ucraino, diversi leader europei per parlare del piano di pace con la Russia dopo il vertice con Putin. Presenti tra gli altri von der Leyen, Macron, Merz e Starmer, bellissima compagnia. Trump afferma che Zelensky potrebbe mettere fine subito alla guerra, come? Rinunciando alla Crimea e alla NATO, l'Alleanza Atlantica. Il presidente ucraino chiede però una pace vera e duratura. Vittime e feriti stanotte nei bombardamenti russi su Kharkiv. La Cina invita tutte le parti coinvolte nei colloqui di pace a Washington a porre fine alla guerra in Ucraina e a raggiungere un accordo il prima possibile. Ci auguriamo che tutte le parti partecipino tempestivamente, eccetera, eccetera. La pace deve essere duratura, eccetera. Subito dopo il faccione di Trump c'è Pippo Baudo, perché siamo pur sempre in Italia. La camera ardente per Pippo Baudo al Teatro delle Vittorie. I funerali in diretta sul TG1. L'addio a Pippo Baudo, scrive l'agenzia ANSA, tra lo studio simbolo e la sua Militello. Da baudismo a baudeggiare, Pippo è finito anche nella Treccani, cioè nell'enciclopedia Treccani, con i neologismi legati alla sua imperitura attività di conduttore, presentatore, autore televisivo, mentre tra le altre varie questioni, il caso Resinovic in Cassazione, la perizia esclusa dall'incidente probatorio. Di che si tratta? Si tratta di uno dei gialli, non solo dell'estate, ma più seguiti di questo periodo, da lunga pezza, da lungo tempo. La prima sezione della Corte di Cassazione, scrive l'agenzia ANSA, ha fissato per il 18 novembre prossimo un'udienza sul ricorso della difesa di Sebastiano Visintin, unico indagato per la morte della moglie Liliana, che aveva presentato a inizio luglio contro l'ordinanza con la quale la GIP aveva escluso dall'incidente probatorio la perizia medico-legale. Lo riporta il quotidiano Il Piccolo, che dedica un'intera pagina alla questione. L'udienza si svolgerà in Camera di Consiglio in modalità non partecipata, dunque senza procuratore generale, senza difensori. La giudice per le indagini preliminari aveva fissato per il 30 giugno l'udienza di incidente probatorio, affidando ad alcuni periti l'incarico di eseguire gli accertamenti chiesti dal pubblico ministero, dall'accusa, rigettando quelli chiesti dalla difesa di Visintin. Intanto appunto la Cassazione invece ha fissato udienza per il prossimo 18 novembre per il ricorso della difesa di Sebastiano Visintin, che vuole invece che entri anche la perizia medico-legale nell'incidente probatorio che cristallizzerà alcune prove. Dopodiché torniamo al Medio Oriente, sempre dalla prima pagina dell'agenzia ANSA di questo momento. Il parroco di Gaza afferma c'è l'ordine di evacuare tutto il quartiere, secondo Ali Azira 11 civili uccisi all'alba. Il tennis, Paolini batte Kudjermietova in 3-7 e vola in finale a Cincinnati. Stasera per l'ennesima volta la sfida tra Sinner e Alcaraz, e questi sono i 4 titoli d'apertura dell'agenzia ANSA. Poi abbiamo una strage in montagna, alpinista morto sul Monte Bianco, e abbiamo anche una telefonata. Incredibilmente, ogni volta veramente lo stupore raggiunge vette cime abissali, anzi, come da un bellissimo romanzo, leggetelo, Cime abissali. Comunque, al di là di questo, 02 92 94 7222 per chi volesse tuttavia intervenire come ascoltatore o ascoltatrice che è in attesa. Pronto? Buongiorno direttore. Buongiorno a lei. Luciana. E devo fargli complimenti di tutto il suo lavoro, del lavoro che ha fatto e che sta facendo. La ringrazio. E le sto facendo una richiesta, possibilmente non solo per me, ma per tante altre persone con cui sono in contatto. Sono una nonna e abbiamo ascoltato i suoi Promessi Sposi, sì. la famosa colonna infame, sì. E ci siamo perse purtroppo qualche puntata. È possibile riavere questa cosa magari anche in questo tempo di ferie nel pomeriggio? Guardi, adesso vediamo un po'. Sì, la ringrazio per la richiesta, la sottoporrò a chi di dovere e poi vedremo cosa si riesce a fare. È stata una lettura che lei ha letto molto 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 bene e mi ha appassionato e ci ha appassionato tanto. Bene. Grazie direttore, grazie. complimenti di nuovo. Grazie a lei, mi fa piacere che sia ancora apprezzata. Questa era l'iniziativa dell'anno scorso
che è andata in replica. Vedremo cosa possiamo fare. Intanto, grazie signora. Dove eravamo rimasti? Eravamo rimasti alla strage in montagna. Alpinista morto sul bianco, scrive l'agenzia ANSA, e poi gli incendi, brucia in Spagna il parco Picos Europa della Valle. Poi c'è una storia interessante. Ve lo ricordate? Il portiere Boranga ha passato gli 80 anni, Lamberto Boranga, giocatore di calcio naturalmente, e comunque ancora scende in campo a 82 anni perché dice: sono un ragazzo adulto, giocherà in prima categoria, sta preparando gli europei di atletica master, sempre che non ci lasci le cotene, ma comunque che si parli di calcio nel quale ha un lungo passato agonistico, scrive l'ANSA, o di atletica, campione del mondo, master, poco importa. Si può fare se sei in forma e se sei allenato. In fin dei conti, a 82 anni si è solo dei ragazzi adulti. Così Lamberto Boranga, medico e cardiologo dello sport, peraltro, è stato appena tesserato con la Trevana e si accinge a ottobre a disputare come portiere almeno una partita in prima categoria umbra. Poi si vedrà. Non voglio entrare nello spogliatoio e comandare, ha spiegato il portierone. Da un mese il cardiologo portiere si allena per tornare in campo. Lo faccio con Marco Bonoaiuti, ha detto. All'Inter ha seguito Handanovic, ho buone sensazioni, ma non so se riuscirò a fare tutta la partita. Qualcuno ricorderà che Lamberto Boranga è stato il portiere, tra l'altro, di Perugia, Fiorentina, Cesena, e ha scelto di tornare a Trevi, terra dell'olio d'oliva, luogo al quale è particolarmente legato. In campo a più di 80 anni si può fare. Certo, se sei in forma e sei allenato, ha detto Boranga. Oggi gli adulti hanno più interesse dei ragazzi, io sono sempre in movimento, altro che TV e giornale. Cosa risponderei a un mio assistito, lui fa il cardiologo, se mi dicesse che vuol fare l'atleta a 82 anni? Gli chiederei: sei allenato? Sei in forma? Gli farei fare tutte le prove mediche necessarie come faccio io e poi, se è tutto a posto, gli direi si può fare. Per Boranga, ottobre, un mese con tanti impegni. Parteciperò ai campionati europei master di atletica leggera a Madeira. Mi alleno sempre, salto in lungo, triplo, colasta addirittura all'82enne Boranga, per ogni disciplina. A calcio cominciò a giocare proprio a Trevi. Così gli va di nuovo in campo, perlomeno questa è la notizia che l'ANSA dà con certo rilievo, una certa enfasi, comprensibilmente, perché è una notizia molto curiosa. Il Papa a pranzo con i poveri, e così chiudiamo l'agenzia ANSA con il regista Sorrentino, una roba molto interessante, i film e le sue ossessioni, tutti lì a pendere dalle labbra del Sorrentino, siamo in fila, e l'artista e il comico Brignano che ricorda Pippo Baudo, custodisco vocali nella chat, era un uomo generoso. Vediamo cosa ci racconta invece l'ADN Cronos e poi facciamo un'altra piccola pausa musicale con il nostro Hayato Sumino, ma che stavolta con Chopin, è una polonaise famosissima, l'eroica. Comunque, al di là di questo, la DN Cronos apre la prima pagina con Baudo. Aperta la camera ardente, il dolore di Katia Ricciarelli e di Mara Venier, scrive l'agenzia ANSA. Pippo Baudo scalza dal primo posto in classifica, o meglio, nella homepage della DN, niente meno che Trump, il quale dice che Zelensky può porre subito fine alla guerra. Questo l'abbiamo già visto. In Ucraina però la Russia non ferma gli attacchi, 9 morti in 24 ore, anche 3 minori. A Kharkiv 5 le vittime, tra cui una bimba di 18 mesi. A Pavia un ragazzo annega nel Po, è stato trascinato dalla corrente vicino al ponte della Becca nel comune di Mezzanino. Ad Olbia, fermato col taser, 57enne muore in ambulanza. L'intervento dei carabinieri dopo che l'uomo aveva aggredito alcuni passanti e gli stessi militari arrivati sul posto per bloccarlo. È stata aperta un'inchiesta, scrive l'agenzia ADN Cronos. Vediamo un po' meglio. Un uomo di 57 anni è morto nella notte tra sabato e domenica durante il trasporto in ambulanza verso Olbia, dopo aver accusato un malore. Poco prima i carabinieri avevano usato il taser per bloccarlo dopo che l'uomo aveva dato in escandescenze contro passanti e militari aggredendoli. La procura di Tempio Pausania ha avviato un'inchiesta, non si sa niente di più su questo soggetto. Intanto linee sempre aperte per tutto ciò di cui volete parlare, ma proprio tutto, niente escluso, quel che vi piace, non vi piace, quello che vi interessa, non vi interessa, tutto, proprio, sentimenti, non sentimenti, tutto quello di cui vi va di parlare in pubblico insieme a noi, agli ascoltatori e alle ascoltatrici di Radio Libertà. 02 92 94 7222. Pronto? Sì, pronto? Buongiorno. Ciao Giulio. Buongiorno. Sono Lucia di Pogliano. Ciao Lucia.
Allora, non ti dico che anch'io ti stimo tanto, ti ho sempre stimato, mi sei sempre piaciuto. Grazie. Questo fa bene. Anche mi piace, io sono nonna e stranonna. Va bene. Allora, volevo dire che io tutti questi che parlano, io preferisco Trump e Putin a tutti i nostri europei lì che tra loro il Bidet e il Zelensky hanno disatteso tutti gli accordi che avevano fatto col Putin. Io non so se ha fatto bene o male a intervenire come ha fatto, però penso che ne avesse le palle piene, perché questi appunto sono loro che volevano ammazzare la Russia, nel senso proprio di ammazzarla per appropriarsi di quello che aveva la Russia, che ha la Russia. Io secondo te dovrei fidarmi della von der Leyen e di tutti questi qua capi europei che ci hanno affamato, affossato, ci hanno fatto andare in malora? Dovrei affidarmi di questi? Ma neanche per sogno. Io mi fido di Trump, di Putin e di Salvini. Basta. Ecco, abbiamo fatto la triade. Poi ognuno la pensi come vuole. No, ma io apprezzo la sintesi, è anche condivisibile quello che dici per molti versi. Quindi ti ringrazio e grazie dell'intervento. Grazie a te Giulio, ciao. Buona mattinata. Anche questa è una posizione condivisibile, tante cose vanno messe insieme per cercare di capire qualcosa al mondo. Comunque, in primo piano sull'Agi cosa troviamo? Indovinate voi cosa trovate sulla prima pagina home page dell'agenzia Agi, così abbiamo fatto tutte e tre le agenzie principali, ma naturalmente Pippo Baudo, è ovvio. Al via l'omaggio del pubblico, dalle 10 la Camera Ardente al Teatro delle Vittorie. Dopodiché Trump che punta al vertice a 3 il 22 agosto. Compaiono anche Pippo Baudo con Beppe Grillo e Massimo Troisi, gli omaggi vari, la battuta di Grillo, tutto il resto. Se volete divertirvi, si fa per dire, lo trovate sulla prima pagina, sull'home page dell'agenzia Agi. Dopodiché, cos'è che c'è di interessante? Non mi pare un granché, anzi direi decisamente non mi pare che ci sia altro. Allora, ci gustiamo un po' di musica con Hayato Sumino, interprete veramente notevole, giapponese, giovane, è nato nel 95, insomma giovane, quasi giovane, nato nel 95, e alle prese qui con l'eroica di Chopin.
Qua siamo a livelli altissimi, concederete questo commento veramente da persona veduta, da persona esperta. Qua siamo a livelli spaziali, stratosferici, roba da pareggiare anche Vladimir Horowitz, a mio giudizio, per cui ce lo ascoltiamo ancora un po', perché è un benessere, una roba meravigliosa questa musica, suonata da Hayato Sumino. Hayato con la H iniziale, con la Y in mezzo, Hayato Sumino, pianista giapponese. Naturalmente stiamo ascoltando un pezzo celeberrimo, l'Eroica, la polonaise di Chopin. Allora passiamo dall'altissimo al bassissimo, cioè diamo uno sguardo anche ad Agospia, però poi torniamo all'Eroica perché ce la gustiamo fino in fondo, ci fermiamo lì, il nostro Francesco, che ringrazio in regia, blocca l'esecuzione di Hayato Sumino esattamente qua e poi la riascoltiamo perché è una roba stratosferica che ti mette di un bene veramente colossale per tutto il resto della giornata. Anzi, c'era anche un altro pezzo, poi lo recupereremo in chiusura, che aveva quell'effetto veramente magico di scuotere l'anima, di svegliare le coscienze, di illuminare la mente, di aprire il cervello, di dare grandissima energia per tutto quello che si fa e che non si fa nel corso della giornata, e lo sentiamo però alla fine, alle 12. Intanto, dicevo, dall'altissimo al bassissimo, andiamo alla prima pagina o homepage che dir si voglia di Dagospia, il noto sito per i servizi vari, servizi di informazione naturalmente. L'ultimo Pippo è morto per un indebolimento neurologico alle gambe. A affermare codeste cose è Giorgio Assumma, avvocato e amico di una vita, l'avvocato dell'agente di spettacolo, se non ricordo male, che parla degli ultimi mesi di Pippo Baudo. Vedeva poco, cercava di nascondermelo. Gli ultimi tempi li ha passati chiuso in casa. Aveva difficoltà a incontrare gente. Preferiva lunghe telefonate. Gli raccontavo barzellette, lo sentivo ridere. Era un po' depresso, sottotono. Un uomo che ha vissuto sull'apprezzamento degli altri. Sentiva che il tempo volava via. Insomma, ma una sola volta l'ho visto veramente giù e pianse sul mio divano, quando nel 1987 il presidente della RAI, Enrico Manca, socialista, lo ricorderete, lo definì nazionalpopolare. Pensate la scena, Enrico Manca definisce Baudo nazionalpopolare e lui piange. Poi attorno ai 75 anni fu rimesso da parte, considerato un volto del passato, e perse la sicurezza in se stesso. È l'emblema della gerontocrazia italica, no? Ti mettono da parte a 75 anni e tu dici: ma non è possibile, a me, a mia, per dirla nella lingua di Pippo, a mia, non è possibile. Poi attorno ai 75 anni fu rimesso da parte e perse la sicurezza in se stesso, poverino. Un giovane di 75 anni mi disse che fu il peggior periodo della sua vita. I politici ammirava De Mita, Andreotti, andiamo bene, parzialmente amici, pochi, un medico e un avvocato. Così la riassume il noto sito di servizi di informazione, naturalmente, Dagospia. Kiev diventi un porcospino d'acciaio. Queste le parole, il diktat, niente po' di meno, della Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen. Un porcospino d'acciaio. Questo è interessante, meriterebbe quasi quasi un approfondimento. In che mani siamo? Una Presidente della Commissione Europea che si inventa una metafora di questo tipo, molto interessante, è un estratto dell'articolo di Claudio Tito per Repubblica che avrete già sentito, presumo, in rassegna stampa. Comunque, la Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, ha detto che l'Ucraina deve diventare un porcospino d'acciaio.
La linea concordata da Gran Bretagna, Francia e Germania è quella di provare ad arginare la voglia di Washington di chiudere in qualunque modo la partita fra Russia e Ucraina. Per le cancellerie europee, regalare terre al Cremlino è un precedente pericoloso, per cui Berlino, Parigi e Londra si sono detti pronti a inviare sul terreno i loro militari. Attenzione, si tratta di una garanzia considerata indispensabile, ma su questo non c'è l'accordo della Russia e ci sono i dubbi di Trump. Così riassume il noto sito di servizi di informazione Dagospia la questione come l'ha trattata Claudio Tito su Repubblica. Quella del porcospino d'acciaio non è mica male, cioè deve essere una roba puntuta e fortissima l'Ucraina, una roba che resiste alla Russia. Questa perlomeno è la metafora utilizzata dalla Presidente della Commissione von der Leyen. Torniamo alla home page del noto sito di servizi di informazione Dagospia, il Napoli che trattiene il fiato per Lukaku, eccetera, eccetera. Poi un video di una rissa da ridere tra due barcaioli fuori dalla grotta azzurra di Capri, roba da ridere. I due prima si insultano mentre sono a bordo delle proprie barchette affiancate, poi uno perde la pazienza e getta l'altro in mare di fronte a turisti che guardano la scena. Un video denuncia del deputato di Alleanza Verdi e Sinistra Francesco Emilio Borrelli. Dopodiché cosa abbiamo? Scorrendo, ancora Pippo Baudo, l'ultimo democristiano, dagli esordi nella Rai di Fanfani ai litigi con il Partito Socialista, uno dei motivi per riabilitare Craxi. Il presentatore ha incarnato l'intreccio di potere, spettacolo e TV. Scrive Filippo Ceccarelli, presumo su Repubblica, ha manifestato sorvegliata apertura. Cos'è che è questa roba qua della sorvegliata apertura? Cioè, Pippo Baudo avrebbe manifestato sorvegliata apertura sul sociale, rispetto per il mondo della cultura, ma soprattutto capacità di arrotondare ogni angolo, come il Conte Zio, parlavamo prima di Manzoni, no? Troncare, sopire, rimuovere qualsiasi ingombro, riciclare qualunque scoria. Bestia, ragazzi. Sono tre qualità fondamentali: arrotondare gli angoli, rimuovere gli ingombri e riciclare qualunque scoria. Bisogna andare fieri di essere vissuti in quel modo. Fieramente litigò con Cossiga, figurati. Mamma chiama, Picciotto risponde, fu la graziosa allusione dell'allora presidente Cossiga, che comunque, diciamolo, era un grande in molte cose. Fieramente litigò. E Cossiga disse a Baudo: mamma chiama, Picciotto risponde. Pensate un po' che mamma era quella a cui alludeva Cossiga, una mamma premurosa naturalmente. In seguito, da buoni democristiani, si scambiarono il segno della pace. E poi c'è ancora la signora Venier, che è legata al dolore, il lutto per Baudo, e il governo, secondo il noto sito di servizi di informazione Dagospia, si prepara alla resa dei conti. Saranno cazzi, utilizza questa fallica metafora Dagospia per spiegarci che cosa? Che con la manovra d'autunno la destra rischia di perdere la faccia su due promesse elettorali finora non rispettate: pensioni anticipate e taglio delle tasse. Le casse del tesoro sono vuote, geneminga. Lo spazio di intervento è minimo. Sulle pensioni addio a quota 103, si è rivelato un flop, ora l'obiettivo è 64 anni più 25 di contributi per tutti. Per il taglio delle imposte sul tavolo ci sono proposte senza coperture, in contraddizione tra loro, cioè come al solito staremo a vedere. Dopodiché, sempre il noto sito di servizi Dagospia ci avvisa di avvisare Carlo Nordio, ci chiede anzi di avvisare Carlo Nordio. Perché? Perché le carceri italiane sono una polveriera che inizia a esplodere, è tipico di agosto. Caos nel carcere romano di Regina Coeli, dove la notte tra il 16 e il 17 agosto si è verificata una rivolta di detenuti che hanno appiccato incendi e lanciato contro gli agenti fornelli da campeggio. I sindacati lamentano, sono ammassati 1116 detenuti a fronte di 572 posti, che è una cosa che ogni anno, ogni mese, magari anche ogni settimana continuiamo a dire. Parla anche il compagno Velasco, il commissario tecnico del volley delle donne in Italia, della pallavolo femminile italiana, insomma. Compagno veramente Velasco, è mica per dire. L'Italia, infatti, la vignetta con cui il noto sito di servizi Dagospia incornicia il tutto è quella di un Velasco che dice alla pallavolista Egonu: che dici, glielo mandiamo un messaggino di vaffanculo a Vannacci? Così, una vignetta che fa ridere poi in una maniera straordinaria. Comunque l'Italia è un paese vecchio di vecchi, dice il commissario tecnico Julio Velasco a ruota libera alla vigilia del mondiale. L'italiano è un tizio troppo conservatore. In questo paese si sta bene, malgrado tutti si lamentino, e dove si sta bene si fatica a cambiare. Non è vero che altrove c'è più cultura sportiva.
L'oro olimpico, l'esperienza da dirigente, l'idea di Berlusconi che lo voleva per il dopo Capello è un rimpianto. Mi spiace avere smesso di ballare il tango una ventina di anni fa. Mentre a proposito di sport, calcio in questo caso, Zdenek Zeman, personaggio interessante della storia calcistica italiana e non solo, allenatore del famoso Foggia, se non mi ricordo male, si portò il Foggia a livelli stratosferici. Comunque, Zdenek Zeman era un fumatore incallitissimo, non fuma più. Dice il figlio, Karel, l'ictus e le 2 ischemie lo hanno molto debilitato, ma è in progressivo miglioramento. Ha smesso con le sigarette dopo il ricovero all'ospedale Gemelli. Te credo, un ictus e 2 ischemie. Quando gli ho detto che volevo fare l'allenatore mi ha risposto no, so cosa c'è nel calcio, te lo sconsiglio. Comunque Zeman è un grande. Il caso Epstein, chiudiamo qui per il momento perché poi c'è un certo Frédéric Chopin che ci chiama e un certo Hayato Sumino che ci chiama pure perché è l'interprete dell'eroica che stavamo finendo di ascoltare e la finiremo di ascoltare. Il caso Epstein, il finanziere, uomo d'affari pedofilo, pervertito, amico di tanti personaggi che contano al mondo, tutti praticamente o quasi. Il caso Epstein ha lasciato, scrive il noto sito di servizi informativi Dagospia, una lunga scia di morti. Il tabloid National Enquirer tira fuori i nomi di 22 persone legate al finanziere pedofilo suicidatosi in cella il 10 agosto del 2019. Sarebbero morte in circostanze misteriose. Un elenco che dà ulteriore materiale alle teorie complottistiche, secondo le quali sarebbero stati eliminati potenziali testimoni del commercio sessuale messo in piedi da Epstein per evitare che venissero fuori i nomi dei suoi potenti clienti. Tra i 22 morti c'è il finanziere Steven Offenberg, che rivelò l'esistenza di filmati girati di nascosto da Epstein e dalla sua compagna Ghislaine Maxwell, che mostrano uomini famosi avere rapporti con ragazze minorenni. Con questo lasciamo per il momento le cose che non contano niente e torniamo invece alla musica, ovvero all'eroica di Chopin, Hayato Sumino. La ascoltiamo fino alla fine adesso. Bellissima, meravigliosa, mettetevi tranquilli, anzi no, tranquilli no, perché questa è musica che dà energia.
Ma che roba bella che abbiamo ascoltato. Dopodiché ascolteremo, lo dico a beneficio anche del nostro Francesco in regia, Big Cat Waltz. Questa è una composizione, è il numero 7 dell'album che stiamo ascoltando, Hayato SM. Se volete recuperarlo sulle varie piattaforme o altrove lo trovate facilmente, è del 2020. Big Cat Waltz, il valzer del grande gatto, è il numero 7, lo prepariamo in pista e vediamo che cosa ci offre il nostro amico Hayato Sumino, che è diventato amico di tutti noi questa mattina. Intanto vi segnalo, andiamo un po' così random, vi segnalo dal sito di analisidifesa.it, diretto da Gianandrea Gaiani, un articolo di apertura molto tecnico, ma che ha a che fare con le armi e la guerra, in aumento la produzione e l'impiego di droni russi Geran 2, e poi una bella analisi di Giuseppe Gagliano su Trump e Putin e il nodo che stringe l'Europa. Detto questo, andiamo a dare un'occhiata, ma lo facciamo proprio insieme a voi. Tra l'altro, se volete intervenire, come ho ricordato in apertura, i telefoni qui sono sempre aperti, 02 92 94 7222, per chi vuole intervenire in diretta. Io sto spulciando un po' tra i siti che fanno parte del nostro solito andazzo. La prima pagina di Wired.it: a un anno dal naufragio del Bayesian c'è uno scontro milionario tra assicurazioni sui risarcimenti. Sull'affondamento del super yacht ancora aspetti oscuri, i maggiori interessi sono quelli delle compagnie assicurative. Ci sono degli aspetti tecnici che potrebbero giocare un ruolo importante, scrive Wired. Sarà la procura di Termini Imerese a cercare di far chiarezza su quanto accadde il 19 agosto dell'anno scorso, un anno fa, quando lo yacht Bayesian colò a picco nelle vicinanze di Porticello, nei pressi di Palermo. Nel naufragio morì il proprietario, l'imprenditore Mike Lynch, la figlia Anna e altre 4 persone. Adesso è tutta una storia di assicurazioni, scrive Wired. Lasciamo questa home page, andiamo a dare un'occhiata anche al sito di Nicola Porro, nicolaporro.it. Balneari, dallo Stivale alle coste spagnole, la trappola delle aste. Parlavamo prima degli stabilimenti balneari, dallo Ionio alla Riviera. La gara equa sul litorale è un inganno, non crea competizione, la modellizza per pochi oligarchi. Ecco cosa può creare vera concorrenza più di qualsiasi bando dell'Unione Europea. Intanto, visto che ci avviciniamo all'ora del Campari, rimangono le 12, rimangono aperte le linee. Chi vuole intervenire in libertà totale e assoluta può farlo, 02 92 94 7222. Francesco farà in modo di aprire i telefoni, visto che lui li tiene oscuramente chiusi, li tiene sigillati, non vuole dalla regia che gli si rompano le balle con le telefonate, e ha ragione. Ecco cosa può creare vera concorrenza più di qualsiasi bando dell'Unione Europea. Sbaglio o c'è un ascoltatore in attesa? No, non c'è, quindi chi vuole può intervenire, dicevamo. Intanto, dalla homepage sempre del sito nicolaporro.it, Atlantico Quotidiano, al via il gasdotto Nigeria-Marocco. Questo è un tema interessante, è un'opportunità per tanti, racconta Costantino Pistilli. Circa 6.000 chilometri, ben 25 miliardi di dollari, per la Nigeria significa penetrare nel mercato europeo. Per i paesi di transito più sicurezza energetica, per l'Europa diversificazione delle fonti. Il gasdotto Nigeria-Marocco, Nigeria-Morocco Gas Pipeline, in sigla NMGP, entra in fase operativa, valore stimato 25-26 miliardi di dollari. Tracciato previsto circa 6.000 chilometri lungo la costa atlantica dell'Africa occidentale fino al Marocco, dove si collegherà il gasdotto Maghreb-Europa e alle reti di distribuzione europee. Dopo gli incontri di alto livello del luglio 24 a Rabat, i leader della comunità economica degli stati dell'Africa occidentale, sede AO ECOWAS, hanno approvato un accordo intergovernativo per definire ruoli e responsabilità dei paesi attraversati. Per la Nigeria, che ha le maggiori riserve di gas accertate di tutta l'Africa, questo gasdotto significa diversificare le esportazioni e penetrare nel mercato europeo, scrive Costantino Pistilli su nicolaporro.it. Intanto però c'è una telefonata e il pezzo lo riprendiamo tra pochissimo. Sentiamo chi è in linea allo 02 92 94 7222, tra il caffè e il Campari. Onda libera. Pronto? Pronto, buongiorno. Buongiorno.
telefono dalla provincia di Varese. Ma quante belle voci femminili stamattina, quante belle voci femminili stamattina, che bello. Ma sono in casa e poi mi porto pure la radiolina quando faccio un po' di orto, eccetera. Quindi, cos'è che c'ha nell'orto, signora? Ecco. Cos'è che c'ha nell'orto? Le ferie le ho già fatte, quindi tiro su un po' di erbacce. No, dai. se posso chiederle, cos'è che c'ha nell'orto? Che una volta lo faceva anche mio papà, quando ero bambino. Guarda, io ho tuttora un agriturismo, no? Solo che è dismesso da 2 anni perché i figli hanno altro da fare, insomma, e forse lavori anche un po' più retribuiti. Comunque andava benissimo. È in attesa di gestione, ma dunque guardano che bello, una cosa meravigliosa, il posto, il locale. Ma dove? Dov'è esattamente? Ma preferisco non dirtelo. Ok, vabbè, come preferisce. Va bene. Sono in provincia di Varese. Siamo in quel di Varese, però in montagna, in collina, no. In collina, abbastanza in collina. Bene. Vicino, ben insomma. Sì, ok, va bene. Senti, e allora l'orto, diciamo che partiamo dall'orto, è abbastanza grande. Teghiamo i tomatis, sì, ci sono ancora. I tomati ci sono ancora, i pomodori? I pomodori sì, ma dipende dagli anni lì, perché secondo se ti viene una bufera che ti schianta un po' tutto, oppure attualmente mi rendono molto, sai che cosa, le zucche, perché mi rimangono fino prima primavera. Quindi c'hai anche i fiori di zucca? I fiori di zucca li ho appena fatti l'altro giorno, sì, solo che bisogna mangiarli caldi perché altrimenti, almeno per quanto riguarda me, io non sono una cuoca, ma altrimenti il formaggio si rassoda e quindi invece belli freschi sono una meraviglia. Sì. Quindi hai detto che vengono bene quest'anno le zucche e poi? Le zucche non quest'anno, quasi sempre, e poi ho giù un po' di pomodori, sedano, ma niente, è un orto familiare, non è una cosa eccezionale. Ti ho telefonato per un altro motivo. Sì. No, scusami, ti ho deviato io dal percorso, però l'orto No, ma tu, siccome mi interessano tutti i percorsi. Senti, io sono interessata perché spieghi bene, strabene, anche la Manzoni e tutto quello che viene dietro. La storia non c'è, la storia delle 5 giornate di Milano, perché ho seguito anche un documentario su Rai 3 e è stata così bella anche col nostro prete che ha mandato dei palloncini ma poi ugualmente andando in villeggiatura diciamo a Bormio, adesso non è che mi voglio confessare, certe volte seguendo delle guide turistiche. A Bormio allora è un paese di confine, no? Abbiamo sempre avuto in casa gli austriaci a suo tempo, e però noi milanesi, almeno io, sento parlare, ed è vero, della Maria Teresa d'Austria, no? Quando vedi la biblioteca e poi ha fatto un sacco di robe buone, però dopo o si è persa di vista o ha un altro periodo, e perché dopo c'è stato altro, tipo le 5 giornate e anche sui confini. Ecco, insomma, è una storia che forse a suo tempo non l'ho studiata. E adesso sono interessata, pesco di qua di là, ma se si facesse invece il punto un po' bene di date, tu dici è un argomento interessante, No, è un argomento effettivamente interessante e in effetti si studia poco perché si riassume tutto col 48, no? In generale. Ecco, bravo, col 48. È benissimo anche il 48. Allora sto guardando tra i miei parenti e qualcuno anche che è cascato dentro nel 48. E allora è tutto un fervore da parte mia, ma meno male, perché sono del 38 io invece. Hai degli interessi abbastanza interessanti, scusami il gioco di parole. Quindi sì. Prendiamo nota. Dai, te la butto là. Bene, grazie. Ti ho conosciuto, sai, la prima volta alla riunione a Pontida, e tu hai detto io sono il direttore, un gran bel figlio sei, e poi eri là al banchetto e si vede che è il primo anno che sei stato direttore su Radio Padania. Allora tanto tempo fa, va bene. Grazie. Va bene. Grazie a te. Tanto tempo fa. Ciao, grazie, buona trasmissione. Buona mattina, grazie a te. È stata una delizia conversare anche con te. 02 92 94 72 22 per chi vuole intervenire.
Intanto dicevamo di questo interessante progetto, il gasdotto Nigeria-Marocco, geopoliticamente pure interessante. Per i paesi costieri toccati da questo gasdotto, Nigeria-Marocco che poi arriva in Europa, oggi dipendenti da combustibili importati o da reti fragili, scrive nicolaporro.it, scrive sul sito nicolaporro.it Costantino Pistilli, per i paesi costieri che toccati dal tracciato di questo gasdotto, il gasdotto Nigeria-Marocco, in sigla lo trovate come NMGP, cioè Nigeria Morocco Gas Pipeline. Dicevamo, per i paesi costieri toccati dal tracciato il progetto promette più sicurezza energetica e opportunità industriali. Il Marocco ha già avviato la macchina operativa. L'Ufficio Nazionale degli Idrocarburi e dei Minerali, l'ufficio statale marocchino, ha annunciato gare d'appalto per i tratti nazionali a partire da quest'anno, cercando anche investitori statunitensi e del Golfo Arabo. Gli studi di progettazione sono stati completati l'anno scorso per la sezione settentrionale, le valutazioni di impatto ambientale e sociale sono pronte per un lungo tratto. Una volta completato, il gasdotto trasporterà fino a 30 miliardi di metri cubi di gas all'anno. Sarà costruito in diverse fasi, con una holding centrale che curerà il finanziamento e la direzione lavori e 3 società di progetto responsabili delle diverse tratte. A Rabat, racconta ancora Pistilli su nicolaporro.it, è stato firmato un nuovo memorandum di intesa fra 3 attori chiave: la Compagnia del Petrolio Nigeriana, la ONHIM e la società togolese di gas, segnando l'ingresso ufficiale del Togo e completando la catena di partnership di tutti i paesi di transito. Il Niger ha scelto invece di abbandonare un progetto concorrente che avrebbe dovuto collegare Nigeria ad Algeria. Dopo decenni di studi senza progressi concreti è stata interrotta ogni attività. La decisione riflette anche il deterioramento dei rapporti politici con l'Algeria. In ogni caso, questo progetto è rimasto bloccato anche per altre ragioni di sicurezza, sabotaggi, saccheggi, atti terroristici. Sta di fatto che, scartata la pista algerina, è ritornata in pista appunto il Marocco. Il gasdotto Nigeria-Marocco attraverserà 13 paesi costieri: Nigeria, Benin, Togo, Ghana, Costa d'Avorio, Liberia, Sierra Leone, Guinea, Guinea-Bissau, Gambia, Senegal, Mauritania e appunto infine Marocco. Dal terminale del Marocco il gas poi dove va a finire? Arriva all'Europa attraverso la Spagna e attraverso la rete europea verso altri mercati. Il tracciato fornirà gas anche a 3 paesi che non hanno sbocco al mare: Nigeria, Burkina Faso e Mali, che pur governati da giunte militari vicine alla Russia potrebbero rientrare nel dialogo regionale in virtù dei benefici economici. Re Mohammed VI e il presidente nigeriano Bola Ahmed Tinubu hanno rilanciato il progetto come strumento di sviluppo e di integrazione africana. Il re del Marocco lo inserisce nella iniziativa atlantica per rafforzare la cooperazione tra gli stati africani affacciati sull'oceano e creare nuove catene di valore. Il gasdotto darà all'Africa più peso politico e strategico. L'impatto previsto, conclude Pistilli sul sito di Nicola Porro, nicolaporro.it, l'articolo è di Costantino Pistilli. L'impatto previsto è molto ampio: investimenti infrastrutturali su scala africana, riduzione della povertà energetica, maggiore attrattività per i capitali esteri, nuove industrie e posti di lavoro lungo il tracciato. Per l'Europa questo significa un corridoio energetico sicuro, diversificazione delle fonti, riduzione della dipendenza da fornitori instabili. Un articolo interessante, lo trovate ancora in home page sul sito nicolaporro.it Atlantico Quotidiano, dal quale vi segnalo anche il pezzo di Nathan Greppi, i giornalisti di Hamas e la stampa occidentale connivente. Nathan Greppi lo avete ascoltato tante volte anche qui a Radio Libertà. Larga parte dell'opinione pubblica non capisce che a Gaza non esiste un giornalismo indipendente come concepito in Occidente e le nostre testate hanno abbracciato la narrazione fatta dai terroristi, stampa occidentale connivente. C'è una telefonata, vi ricordo che in questa onda libera agostana dai 10:30 circa fino alle 12, da qui a fine agosto grosso modo, è tutto un grosso modo la vita, ma comunque da qui a fine agosto tutti possono intervenire in qualsiasi momento. 10:30 12, onda libera, e il numero di telefono è 02 92 94 7222. Pronto? Pronto? Eccola, buongiorno. Padania Libera. Sempre. Buongiorno. Sempre Giulio, almeno nel mio cuore che ormai le drei.
a finì, addirittura. ma io la spero sempre. Le deve finire, lo dici tu però. Insomma, gli anni del Berlusca li ho già passati. Vabbè. Vabbè. Comunque per adesso sono qui e siccome ho sentito il Giulio mi è venuta voglia di telefonare. Ottimo. Non si sa neanche più cosa dire e a chi dire perché state da fa. Ormai ci trattano da cretini, vanno a fare i baci al Zebeschi e dicono se anche agli italiani non piace io lo aiuterò lo stesso. Continuò Stardanè però. Oh signor, ma sei inconscio. Vabbè. Ma ti dirò una cosa, che io, vabbè, ma i miei figli, ma soprattutto i miei nipoti, guarda che quella brutta gente qui che abbiamo sta preparando un brutto mondo, né? Allora, mi dispiace. Aspetta, scusami, ti ho interrotto per errore. Prego, concludi il tuo ragionamento. No, io condivido la tua preoccupazione, perché anche a me mi pare che c'è un'aria poco bella in giro. Comunque, sperende no. Assolutamente. Sperende bugie e basta. E il banda qui, e il banda là, e l'Europa, e quel lì, e la colpa di quello lì, e la colpa di quello là. E loro vanno a spasso e la povera gente... Io come povera gente non mi metto io, perché io alla mia età e siccome ho insegnato per 74 anni ho la mia pensione che per le mie necessità basta. Ma i miei nipoti, guarda, la scuola è un disastro. Quel poveretto che adesso è ministro delle istruzioni, poverino ce la mette tutta, ma non c'è un cane che l'aiuta. E la scuola, guarda, io che ci sono stata nella scuola, è conciatissima. Dall'inizio alla fine. Ha rovinato persino le scuole materne. Oh Giulio. Vabbè, senti, io ti ringrazio per questa chiamata. Tu non hai figli? No. Ecco. Ringrazio il Signore. Sì, no, ma infatti è il caso di dirlo. Una cosa brutta che dico. Brutta. Una volta i figli erano il nostro avvenire. Io ne ho avuti anch'io 3 e via. E pensa che ho insegnato nella scuola elementare, ma anche nella scuola allora li chiamavano handicappati psichici, però sotto la spinta di quel direttore di Milano, la Treves De Santis, che era stata fondata tu sai da chi, e poi era venuta da noi. Veramente questi bambini li amavamo, li curavamo, li crescevamo. Adesso i nostri bambini sono abbandonati completamente. Vabbè, allora, è difficile che trovi una maestra. Parlando di professore, sì. Qualcuno c'è, vorrebbe, ma sta quieto che lo chiudono sopra. No, ma è un mestiere finito, poi ci sarà l'intelligenza artificiale che sostituirà tutti gli insegnanti e facciamo prima. Per conto mio l'intelligenza artificiale la sarà peggio anche di questa. Allora, intanto ti ringrazio per questa chiacchierata, ti mando un grande abbraccio a te e a tuo marito, grazie ancora. Abbiamo non moltissimi minuti, cosa dite? Mi farei un giretto sul profilo X, il mio, perché così vedete quali sono le mie preferenze. No, non è vero, un giretto su X, laddove c'è la collega della Verità e di Panorama, Maddalena Loi, che fa questa osservazione. Schillaci, il ministro della Salute, sapeva che la maggioranza era contraria all'epurazione di 2 scienziati sgraditi alla cupola sanitaria e all'azzeramento del comitato vaccinazioni che si chiama NITAG, ma è andato avanti lo stesso. E Giorgia Meloni è irritata, tanto più se fosse confermato l'intervento di Mattarella, cioè è stato Mattarella a ricondurre all'ovile sanitario giusto, vaccinista giusto,
il ministro Schillaci. Il ministero smentisce fermamente che sia stato Mattarella. Si apre adesso il capitolo delle nuove nomine, sempre che sia Schillaci a farle. È ciò che racconta oggi La Verità. Ma a proposito di profili, andiamo a vedere anche quello del nostro amico Claudio Borghi Aquilini. Da quando è uscito 20 anni di sovranismo, nonostante il silenzio totale dei giornali, avversari e anche amici, è sempre stato top 3 in classifica tematica Amazon. Il libro di Claudio Borghi Aquilini, 20 anni di sovranismo, va molto forte, ce lo racconta lo stesso autore, mentre sulla questione della destra divisa su Schillaci, il comitato vaccini che rischia di scomparire. Nella maggioranza solo Forza Italia applaude alla scelta del ministro di sciogliere il comitato vaccini di NITAG a causa di 2 membri Novax, silenzio di Fratelli d'Italia. Trattandosi di una roba ideata, commenta il nostro amico Claudio Borghi Aquilini, trattandosi di una roba ideata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, questa potrebbe essere l'idea migliore, scomparire, che il comitato vaccini scompaia. Sarebbe bene, suona bene, scrive Claudio Borghi Aquilini. Con questo ce ne sono tantissimi altri di tweet, naturalmente. Ce n'è un altro sugli ayatollah del vaccino, come scrive Fabio Dragoni, la replica di Belpietro sulla Verità, sulla questione del vaccino, appunto. Comunque stia tranquillo, caro ayatollah del vaccino, nonostante la sua fatua, La Verità continuerà a dar voce a chi ha opinioni diverse. La storia dei vaccini continua a tenere banco, chissà perché, mentre diamo uno sguardo anche al profilo X di un altro nostro amico, ovvero il professor Alberto Bagnai. Il Ministero risponde ai diktat di gente senza titoli su Repubblica, non ho capito di che cosa si tratta, ma è un'intervista di Bagnai a Repubblica alla quale noi in questo momento non possiamo accedere perché non abbiamo l'abbonamento in questione, mentre non c'è molto altro. Io direi che possiamo fare 2 belle cose: ci ascoltiamo il pezzo che dovevamo ascoltare prima e poi ce ne ascoltiamo un altro in chiusura, di musica naturalmente sto parlando. Ci ascoltiamo il brano di Hayato Sumino intitolato Big Cat Waltz, il valzer del grande gatto. Sentiamo un po' come lo balla sto grande gatto il valzer.
Ma è meraviglioso il valzer di questo grande gatto, Big Cat Waltz, composto e interpretato dal bravissimo pianista giapponese Hayato Sumino, che abbiamo conosciuto stamani. Hayato con la H, la Y in mezzo, Hayato Sumino, per chi volesse recuperarlo. Fatelo perché è un affare, è un grandissimo musicista, talentuoso, eccentrico il giusto, perché fa anche delle interpretazioni a due pianoforti veramente straordinarie, uno di qua, uno di là, con due mani che sembrano venire da chissà dove, ma è un'eccentricità che non è fine a se stessa, è finalizzata alla resa della musica, all'interpretazione della musica e a entrarci dentro ancora meglio. Quindi godetevelo tutto perché Hayato Sumino è un grande pianista. L'ho scoperto io che ho scoperto l'acqua calda, quindi fidatevi, no, veramente bello. Questo era un pezzo meraviglioso scritto da lui. Big Cat Waltz. E per concludere, visto che stiamo parlando di pianisti eccelsi, era quel pezzo che dicevo, ma tanta energia dà e mi mette a posto per tutta la giornata, è meglio di un caffè, si chiama Finger Breaker, cioè spezza le dita, Jelly Roll Morton. L'abbiamo sentito tante volte in tanti anni di Onda Libera. Onda Libera torna domani 10:30, 12 per tutto agosto. Quindi ci salutiamo così con Finger Breaker, Jelly Roll Morton, interpretato da un grande pianista anche lui, Morten Gunnar Larsen, un grande pianista norvegese di jazz e compositore a sua volta. Buon ascolto e buon pomeriggio a tutti da Giulio Cainarca. Momento, il bello della diretta. Parte da qua. Tac!